Eder. Mech. Pallister. La morte di Liliana Resinovic. Una storia che ha diviso l'opinione pubblica, tra chi sostiene la tesi del suicidio e chi, come me, non può fare a meno di vedere i segni di un omicidio. Preparatevi, perché quello che sto per raccontarvi vi farà riflettere. E forse rabbrividire. Vi porto a Trieste, dicembre 2021. Liliana Resinovic, una donna di 63 anni, scompare senza lasciare traccia. Il 14 dicembre esce di casa, e poi il nulla. 21 giorni dopo, il 5 gennaio 2022, il suo corpo viene ritrovato in un boschetto nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Ma non è un ritrovamento qualunque. Liliana è avvolta in 2 grandi sacchi neri da spazzatura, e sulla testa ha 2 sacchetti biodegradabili, di quelli che si usano per la spesa. Un'immagine che, da sola, grida anomalia. Eppure, sapete qual è stata la prima ipotesi avanzata? Suicidio. Sì, avete capito bene, suicidio. E vi confesso che, quando l'ho saputo, sono rimasto sbalordito. Come si può avallare un'ipotesi del genere, così improbabile, così assurda, senza approfondire le indagini? E, ancora più incredibile, come si può chiedere l'archiviazione del caso in tempi così rapidi, quando ci sono evidenti incongruenze che urlano di essere chiarite? Io non ci sto, e non ci stanno nemmeno quelli che si sono opposti all'archiviazione, perché vogliono la verità su Liliana. Perché, vedete, Liliana non era una donna che meditava di farla finita. Era una persona riservata, sì, ma non certo una che progettava la propria fine. Ho voluto ricostruire la sua vita, scavare nel suo passato, e quello che ho trovato è una donna che non aveva motivi per un gesto così estremo. Ma allora, perché è morta? E perché in quel modo? Partiamo dal corpo. Quando l'hanno trovata, Liliana era in un buono stato di conservazione. Troppo buono, se consideriamo che, secondo la tesi ufficiale, sarebbe rimasta in quel boschetto per 21 giorni. Io mi sono chiesto, com'è possibile? Le condizioni ambientali non tornano. In quel periodo, a Trieste, le temperature non erano così rigide da rallentare i naturali processi di decomposizione. Ho fatto una ricerca, ho controllato i dati su alcuni siti istituzionali, e sapete cosa ho scoperto? Durante quei 21 giorni, le temperature notturne erano basse, sì, tra 1 e 2 gradi centigradi, ma di giorno salivano a 7-8 gradi, con punte che in alcuni giorni hanno superato i 10 gradi. Questo significa che, mentre di notte il freddo poteva rallentare i fenomeni putrefattivi, di giorno le temperature più alte favorivano la moltiplicazione delle colonie microbiche, quelle responsabili della decomposizione. Insomma, con un po' di buonsenso, vi dico che è semplicemente improponibile pensare che il corpo di Liliana sia rimasto all'aperto per 21 giorni in quelle condizioni. E poi c'è un altro dettaglio che mi ha fatto storcere il naso. Il team di superconsulenti, capeggiato dalla dottoressa Cristina Cattaneo, ha provato a spiegare questa conservazione anomala. Hanno detto: la temperatura media nel boschetto era di 5,4 gradi centigradi, più o meno 2,4 gradi, ed è idonea alla conservazione del corpo per 21 giorni. Io, sinceramente, non sono d'accordo. E vi spiego perché. Non è la temperatura media che conta in questi casi, ma l'escursione termica tra giorno e notte. Quelle fluttuazioni, quel continuo sali e scendi, avrebbero accelerato i processi di decomposizione. La loro ipotesi, per me, non regge. Anzi, la trovo addirittura fuorviante. Ma non è finita qui.
C'è un altro elemento che mi ha lasciato perplesso: l'assenza di segni di attacchi da parte della fauna. Quel boschetto non è un luogo sterile, è pieno di vita selvatica. Cinghiali, volpi, faine, roditori. Animali che hanno un fiuto straordinario. I cinghiali, per esempio, scavano nel terreno per trovare tuberi, e le volpi non sono da meno. Vi sembra possibile che per 21 giorni non abbiano sentito l'odore di un cadavere? E non dimentichiamo che Liliana non era completamente avvolta nei sacchi. Buona parte del suo tronco era scoperta. 2 buste nere da spazzatura non possono contenere l'odore di un corpo in decomposizione per tutto quel tempo. E a proposito di quelle buste, anche loro sollevano dubbi. In quel periodo, a Trieste, ci sono stati diversi giorni di pioggia. Eppure, i sacchi erano fin troppo puliti. Non un segno, non un graffio, non un accenno di deterioramento. Vi sembra normale? E poi ci sono i sacchetti biodegradabili, quelli che avvolgevano la testa di Liliana. Sapete, quelli che si usano nei reparti ortofrutta dei supermercati, quelli che si sfaldano dopo 2 o 3 giorni a contatto con l'umido. Io li uso a casa per l'organico, e vi assicuro che non durano più di un paio di giorni prima di disintegrarsi. Come possono essere rimasti integri per 21 giorni, a contatto con un corpo che, in teoria, avrebbe dovuto rilasciare fluidi organici? Non ha senso. È un altro tassello che non quadra con l'ipotesi del suicidio. Ma c'è un dettaglio, per me, che dimostra in modo incontrovertibile che non si tratta di un suicidio. Sulle buste, sia quelle grandi nere sia quelle piccole biodegradabili, non è stata trovata nessuna traccia di Liliana. Nessuna impronta, nessuna traccia dermica. E sapete perché questo è così importante? Perché Liliana non indossava guanti. Se si fosse imbustata da sola, come sostiene la tesi del suicidio, avrebbe lasciato delle tracce. È inevitabile. Eppure non c'è nulla. Zero. Ma attenzione, su una delle buste nere è stata trovata un'impronta parziale. E non è di una mano nuda. È un'impronta riconducibile a un guanto telato, probabilmente di chi ha movimentato il cadavere. Questo, per me, cambia tutto. Non è un suicidio. Qualcuno ha toccato quel corpo, qualcuno lo ha messo lì. E quel guanto? Quel guanto telato è un reperto cruciale. Ma sapete cosa mi ha fatto arrabbiare? Il modo in cui è stato analizzato. Sono stati fatti solo 3 campionamenti random, alla cieca, con dei tamponi. Uno sul pollice, uno sull'indice, uno sul palmo. E con questo hanno chiuso la questione, dicendo che non si poteva estrapolare un profilo genotipico. Io vi dico, non basta. Non è così che si fa. Quel guanto va aperto a libro con le forbici, va esaminato con le luci forensi, e bisogna campionare in modo sistematico, soprattutto nelle aree dove c'è un maggiore addensamento di sebo. Perché è lì che si trovano le matrici cellulari. Si deve insistere, analizzare e campionare fino a quando non si tira fuori un profilo genotipico. Io ho lavorato per 20 anni al RIS e vi assicuro che è così che si fa. Non si può liquidare un reperto del genere con 3 tamponi e basta. E non è tutto. Sulle superfici interne di quel guanto, e anche sulle buste nere, bisogna cercare residui di polvere. Vanno analizzati con tecniche come la diffrattometria a raggi X su polvere e la spettrometria Raman. E poi quei risultati vanno confrontati con le analisi fatte su altri reperti. Per esempio, sulla mola di casa di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana. Bisogna campionare i residui polverulenti della molatura dei coltelli e vedere se c'è una compatibilità. Questi sono passaggi fondamentali e non capisco perché non siano stati fatti. A proposito di Sebastiano. I suoi movimenti quel 14 dicembre, il giorno della scomparsa di Liliana, non mi convincono. Il suo alibi va analizzato al microscopio. Non è così solido come sembra.
E poi c'è un'altra ipotesi che non possiamo ignorare. E se la persona ripresa dalle telecamere quel giorno non fosse Liliana? Vi sembra assurdo? Eppure, non sarebbe la prima volta. Ricordate il caso di Isabella Noventa? Anche lì si parlò di una sosia. E in questo caso ci sono dettagli che fanno pensare. Il colore dei pantaloni, la dimensione della borsa. Non corrispondono perfettamente. Non possiamo affermare con certezza che fosse proprio Liliana quella ripresa in video. E allora, chi era? E dove era Liliana mentre tutto questo accadeva? La perizia iniziale era lacunosa, questo è evidente. Ma anche la superperizia, quella che avrebbe dovuto fare chiarezza, lascia troppi punti irrisolti. Io non sono qui per puntare il dito contro qualcuno, ma voglio risposte. Liliana merita risposte. Non possiamo accettare una verità preconfezionata che non regge al vaglio della logica e della scienza. Sono 3 anni che vengo qua a Rimini proprio nel periodo pasquale. Non è che voglio scappare dalle interviste o quello o quell'altro. Questo è un posto a cui Liliana ci teneva e non sono mai riuscito a portarla. Il 26 aprile è il suo compleanno e allora lo vivrò per conto mio, pensando a lei, alle cose che avremmo potuto fare, ai viaggi, e veramente mi manca. E in questi 3 anni, 4 mesi mi hanno detto di tutto. Io non ho nessun problema, continuo la mia vita pensando a Liliana, pensando di averla vicino a me, e tante volte ci parlo anche qualche volta. Mi porto sempre qualcosa di Liliana con me, guarda. Non ci parliamo, me la sento vicino, capisci? È come se fosse lì con me. Tante volte dico, guarda, vedi questi posti qua purtroppo non sei riuscito a vederli. Li guardo io, poi forse ci vedremo. Dal primo minuto ci hai fatto capire di essere sicuro che Liliana si è suicidata perché non volevi probabilmente attirare l'attenzione sull'omicidio, poi hai virato una quarantina di volte. Oggi cosa pensi? Si è suicidata? Guarda, questo non lo sa nessuno. Questo non lo sa nessuno. Io spero di no, perché mi farebbe molto male, perché evidentemente se questo fosse vero, evidentemente dovrei ricercare quali sono le cause di questo, capisci? Cosa ho sbagliato, forse non ho capito tante cose. Certamente anche negli ultimi tempi Liliana era un po' diversa, certamente da quando è morta la mamma. Il Covid certamente ha creato veramente grossi problemi. L'omicidio mi fa venire i brividi, perché non posso pensare che una persona abbia voluto fare del male a Liliana, perché lei, guarda, tutta la sua vita, ma anch'io assieme a lei abbiamo aiutato tante persone, tante, e soprattutto Liliana aiutava il fratello e la nipote, capisci? E questo ha pesato molto nella nostra vita, ha condizionato molto Liliana, e so che più di una volta ha dovuto chiedere prestiti da colleghi, da amici, e adesso quello che sia successo a Liliana veramente mi fa veramente soffrire tantissimo. Io dico la mia verità, ognuno ha la sua verità, i parenti, gli amici hanno la loro verità, io ho la mia. La mia verità è, ecco, questa è una domanda che non mi interessa rispondere. La mia verità è la mia verità. No, non l'ho sentito dire, io non l'ho detto, sì, mai, sì, no, lui lo sa se l'hai detto no. Ah certo, non l'ho detto. Lui lo sa. Perché se l'avessi detto sarebbe uscito, come anche quello che uno dice. Solo quello che dici te è vero, quello che dicono gli altri no. No, io non ho mai detto che lui voleva male di Pierina, mai detto.
Lui si voleva il male di mia suocera? No, di questa registrazione quando lei arrivava alla faccia. Sì, allora è la stessa cosa come quando ti sono venuta a bussare alla porta di notte, oppure quando ti sono venuta a dire che avevo paura che mio fratello si poteva fare come fa. Lui era con me con mia figlia. No, mio fratello era con me con mia figlia e come facevo a venire a dire che avevo paura che fosse mio fratello? Mio fratello era con me con mia figlia. Come ho fatto a venire a dire che avevo paura che fosse mio fratello? Come faccio? Ma rispondi? Rispondi, che rispondi? E accusa la persona che fa i figli come te, suoi figli come te, va bene? Allora non giocare con la vita della gente, non giocare con la vita della Se gente. dicevi qualche balle in meno, secondo me non ti può stare fuori. Io, Sì, io, sì, io, sì, io. sì. Come la mattina che è stata l'incidente di mio marito. Come è stata la mattina dell'incidente di mio marito, che eravate a casa e invece tu eri a un funerale. Tanto te l'hanno fatto sentire quando ho detto che ho paura che l'avevi rovinato, tanto non è una novità, l'hai sentito? Ma l'hai rovinato te perché lui è stato avanti con me, stava da Dio. Ho capito, ma perché non me l'hai detto da te? Perché non te lo sei tenuto? E che cavolo, perché non te lo sei tenuto? Allora, il messaggio è chiaro e c'è ancora nella mia chat e c'è ancora nella tua, che noi avremmo parlato da sole, ma ci sarebbe stata una persona in lontananza. Infatti i nostri, nelle tue, È 2 anni che parli dal balcone, che cavolo dici? È 2 anni che parli dal balcone dei cavoli nostri, cosa te ne frega? sei venuto a parlare con me, io adesso posso parlare. Tu puoi parlare quanto vuoi, ma non mi dire che sei una persona riservata, che non volevi che nessuno sapesse, perché fai ridere, fai ridere. Erano da tuo marito il coso, io non ce ne ho le foto. No, dal suo cellulare, dove me l'ho fatto vedere a te. L'hai detto tu che ti ho fatto vedere le foto, l'hai detto tu. Dell'albergo. Le foto dell'albergo non ce n'è nessuno. Hai ragione, erano nell'albergo. Io non ne avevo. Però io ho trovato la banconota da 150, Io ho trovato la banconota da 150, che poi esiste, stai attenta. No, che la banconota da 150 l'ho trovata, perciò esiste. Esattamente. L'ho trovata. Lo so che sei sotto pressione, lo vedo. Ho bisogno di capire, perché se dovessero richiamare anche me, dobbiamo verificare se in quel momento fossi sveglia. Questa cosa io non la so. Cosa posso dirgli? Non ne ho idea.
Benvenuti sul nostro canale, dove i misteri prendono vita e le verità nascoste chiedono di essere svelate. Oggi vi portiamo nel cuore di due casi che hanno scosso l'Italia, l'omicidio di Pierina Paganelli e la sparizione di Greta Spreafico. Due donne, due città, due storie. Ma un filo invisibile che le lega. Preparatevi, perché quello che state per scoprire potrebbe cambiare tutto. Rimini, ottobre 2023. Una tranquilla palazzina in via del Ciclamino si trasforma in un teatro dell'orrore. Pierina Paganelli, 78 anni, ex infermiera dal cuore grande, viene trovata senza vita nel garage del suo condominio. 29 coltellate le hanno strappato l'ultimo respiro. Ma chi poteva odiare così tanto una donna che viveva per la famiglia? La procura punta il dito su un uomo, il vicino di casa, un senegalese di 35 anni, amante della nuora di Pierina, Manuela Bianchi. Lui, Luis da Silva, è in carcere, ma giura di essere innocente. La sua storia d'amore clandestina con Manuela è al centro del caso, ma c'è un dettaglio che fa rabbrividire. Pierina, poco prima di morire, aveva scoperto l'identità dell'amante di sua nuora, e non era Luis. Secondo lei, era un uomo potente, un avvocato facoltoso, un'ombra che si muoveva tra lusso e promesse. Chi era quest'uomo? E perché nessuno ne parla? Pierina non era solo una pensionata qualunque. Aveva occhi che vedevano oltre le apparenze. Si dice che avesse sospetti su una truffa, non solo i 700 euro spariti dal suo conto, che attribuiva a Manuela, ma qualcosa di più grande, qualcosa che forse custodiva in una cassaforte, nel suo appartamento. E qui la storia si fa ancora più oscura. A dicembre 2024, mentre l'indagine è ancora aperta, la casa di Pierina, sotto sequestro, subisce uno strano furto. La cassaforte scompare. Dentro, forse, documenti cruciali, atti di una vendita immobiliare, un testamento? O prove di una truffa che qualcuno voleva seppellire per sempre? Un consulente vicino al caso, un uomo che si presenta come esperto di crimini e appare in TV con il carisma di una star, minimizza subito, un furto casuale, non legato all'omicidio. Ma davvero? Pierina, poco prima di morire, aveva chiesto ai familiari di riunirsi da un notaio per una comunicazione importante. Di cosa si trattava? Una vendita immobiliare bloccata? Una verità che qualcuno non poteva permettere venisse a galla? Spostiamoci a Porto Tolle, un angolo tranquillo del Polesine. Qui viveva Greta Spreafico, una donna fragile, con un'anima da artista. Amava cantare, ma la sua voce nascondeva un dolore profondo. Greta parlava a volte come una bambina, si muoveva in modo incerto, quasi come se il mondo fosse troppo grande per lei. Un video, fornito dal fratello Simone, mostra questa vulnerabilità, una donna che si aggrappava a chiunque le offrisse un po' di calore. Eppure, Greta non era solo fragilità, era destinata a un'eredità da capogiro, un immobile da 1 milione di euro, che avrebbe dovuto vendere a suo cugino. Ma quella vendita non è mai avvenuta. Greta è sparita nel nulla, insieme alla sua auto, nel 2022. Prima di scomparire, Greta aveva paura, temeva per la sua vita. Aveva contattato un investigatore privato, un nome noto nei casi di cronaca nera, un uomo che si vanta di risolvere enigmi impossibili. Lo stesso che, guarda caso, aveva incrociato il caso di Pierina Paganelli, salvo poi abbandonarlo perché troppo mediatico. Greta gli aveva chiesto aiuto, ma qualcosa è andato storto. Dopo la sua sparizione, un altro personaggio entra in scena, un consulente, un criminalista dal sorriso affilato, che prende le redini della difesa del fratello di Greta, Simone. Coincidenza? Forse. Ma le coincidenze, in un giallo, sono come briciole di pane, portano sempre da qualche parte. Greta, come Pierina, era legata a una possibile vendita immobiliare, e se qualcuno, un acquirente fantasma, avesse fiutato l'occasione, un uomo che, si dice, prometteva affari d'oro, magari a Dubai, ma lasciava dietro di sé solo conti vuoti e cuori spezzati, un uomo che, secondo alcune voci, si muoveva tra Rimini e Porto Tolle, cambiando nomi e identità come un camaleonte. Torniamo a Rimini. Nel condominio di via del Ciclamino c'è qualcosa di strano, perché i vicini di Pierina, Manuela,
Luis, sua moglie Valeria, e persino il fratello di Manuela, Loris, si rivolgono tutti allo stesso studio legale. Non è normale che in un omicidio i condomini si procurino un consulente, figuriamoci lo stesso. E chi è questo consulente? Un uomo che si definisce criminalista, ma che, secondo alcuni, si è spacciato per avvocato. Un uomo che appare in TV, parla con sicurezza, ma è stato accusato di promesse mai mantenute, di affari immobiliari sfumati, di caparre sparite nel nulla. Un'intercettazione scuote il caso. Manuela e Loris parlano di Luis, lo indicano come colpevole, motivati dall'odio. Ma c'è un problema, Pierina non aveva mai detto che l'amante di Manuela fosse Luis. Aveva parlato di un avvocato facoltoso, e se Luis fosse solo un capro espiatorio, un pedone sacrificato in un gioco più grande? E se il vero amante, o complice, fosse proprio quell'ombra che Pierina aveva smascherato? E poi c'è il furto della cassaforte, perché rubarla da una casa sotto sequestro? Cosa conteneva di così importante? Forse documenti che collegavano Pierina a una truffa immobiliare, magari legata a un affare a Dubai o a Porto Tolle? E se Greta, come Pierina, fosse caduta nella rete di un predatore che si nutriva di promesse e inganni? Greta e Pierina hanno qualcosa in comune, entrambe erano vulnerabili, entrambe legate a vendite immobiliari mai concluse, entrambe incrociate da due figure ricorrenti: l'investigatore, che appare e scompare come un fantasma, e il consulente, che si muove tra i riflettori della TV e le ombre dei tribunali. Quest'ultimo, si dice, ha un talento per conquistare la fiducia: auto di lusso, abiti impeccabili, parole che incantano, ma dietro la facciata ci sono storie di denaro sparito, di affari mai esistiti, a Cosenza, a Rimini, persino a Dubai. Le sue tracce sono ovunque. Greta, fragile e sola, si era aggrappata a molte persone: un giardiniere, Andrea Tosi, con cui aveva passato la sua ultima serata; un ex fidanzato, Gabriele, a cui si dice avesse lasciato un testamento. Ma era davvero in grado di prendere decisioni così importanti? O qualcuno l'ha manipolata, sfruttando la sua fragilità? Tosi, come Luis, è un uomo semplice, un sospettato perfetto, ma forse troppo perfetto. E se, come a Rimini, il vero colpevole fosse un'ombra nascosta, un burattinaio che tira i fili? Immaginate un uomo che si muove tra le città, un maestro dell'illusione, promette case a Dubai, ma le case non esistono. Si presenta come esperto, ma le sue credenziali sono fragili come carta. È vicino alle vittime, ai sospettati, agli avvocati, ma nessuno sa chi sia davvero. È stato accusato di aver ingannato pensionati, parrucchieri, sognatori, ma continua a danzare, intoccabile. E poi c'è l'investigatore, che compare nei casi più caldi e poi si dilegua. Ha lavorato su Pierina, su Greta, ma non sembra lasciare tracce. È un alleato o un altro pezzo del puzzle? Le domande si accumulano. Chi ha rubato la cassaforte di Pierina? Cosa sapeva davvero di quell'avvocato facoltoso? Perché Greta non ha mai venduto la sua casa? E se entrambe avessero smascherato lo stesso predatore? Questo è un caso che non si chiude con un nome, ma con una verità. Pierina e Greta meritano giustizia, e noi non ci fermeremo finché il sipario non cadrà sull'ultima ombra. Chi è l'ombra che collega questi casi? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.